I monumenti de Padova illustrai da Camillo Semensato in lingua padovana. Un colle saremo porta Porteo. E ahí era una delle porte più belle de Padova, e che arrivava il Burchieo, una barca speciale, tirata dai cavai, che affasea il canale del Brenta e a univa Venezia con Padova. Un sistema per viaggiare comodi, soprattutto se uno non aveva pressa, perché il che mettea 2 giorni andare da una città a un'altra. Una volta che c'era tante barche che vignea da Venezia, e proprio al Porteo, il quartier drio de sta porta, stava de casa i barcaroi. I barcaroi del Porteo aveva un altare ne accesa dell'Immacolata, che asì in via Belzoni, con una bella Madonna de legno de a fine del 400 da portare in processione. Drento sta cesa gese anche dei te del Maffei e del Dissiani, Gaspare Diziani. E il Porteo egli era un quartiere, come si usa dire, popolare de Padova, ma è una definizione che dice poco, soprattutto al di ancò. Nonostante i cambiamenti, i porteati si considera una razza speciale, gente che non fa complimenti. Insomma, i saria piuttosto tremendi. E meglio barsette padovane, ga come argomenti i porteati. Mi dispiace che nessuno abbia mai rancurà perché il saria un libro di successo, anche se magari un poco spinto. Mega vi capio.